Grazie di questa occasione straordinaria che abbiamo di conoscere queste donne valorose, coraggiose, che con la loro testimonianza ci fanno capire l'urgenza di agire. Noi siamo consapevoli della grande responsabilità che l'intera comunità internazionale ha per quanto è accaduto in Afghanistan e nessuno può disconoscere le responsabilità che anche l'Europa ha per quanto accaduto in Afghanistan. Oggi però, come è stato giustamente ricordato, dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo andare oltre. Dobbiamo, care colleghe e colleghi, passare dalle parole, passare dalle enunciazioni alle azioni concrete. Non possiamo riconoscere il governo dei talebani, non possiamo legittimarlo, ma dobbiamo, grazie a queste donne, grazie alla loro testimonianza, decidere insieme come questo Parlamento vuole dare un contributo concreto alla rinascita e alla difesa dei diritti umani e dei diritti delle donne in Afghanistan oggi. Grazie.